Elenca il consigliere Montanariello del Partito Democratico le criticità che sembra stiano soffocando il servizio mensa scolastico e comincia dall'aumento di buoni pasto, proseguendo con l'assenza di un centro di cottura, con la perdita di posti di lavoro, competizioni da parte dei genitori, protocollate ma inascoltate e una situazione in definitiva allo sbando. Siamo a scuola appena iniziata e già sembrano siano cominciati i problemi, a cominciare, secondo quanto riporta il consigliere, dal menù che qualcuno lamenta essere lontano dalle abitudini alimentari dei bambini. Elenca che i bambini della quarta e quinta elementare della Chiereghin ieri hanno mangiato alle 14:30 perché mancavano i pasti, tra l'altro consegnati sbagliati, dimenticando le richieste di menù in bianco che sembra non siano state accontentate. Sembrerebbe, secondo fonti ufficiali, che i genitori abbiano confermato troppo tardi la presenza per il pasto e per tardi si intende venerdì alle 14 per il martedì successivo. Si chiede il consigliere quanto prima ci si debba accreditare per avere un pranzo certo, tenendo anche conto che un bambino si potrebbe ammalare. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Allora, ricorderete che qualche giorno fa abbiamo parlato che bisogna prendere delle decisioni, soprattutto dell'amministrazione, perché poi i tempi tecnici sono molto lunghi. Allora, questa mattina siamo qui alla fine, perdonatemi, dovrebbe essere l'altra parte di via Domenico Schiavo, quindi praticamente dove c'è il supermercato Despa, e praticamente questo è un altro tassello di quel famoso progetto Megatubo che è partito ancora, mi secca un po' di citarlo, l'ex sindaco Tiozzo Romano Paggio, che a suo tempo appunto c'era questo progetto, allora era l'unico progetto finanziato per questo grande impianto per l'invarianza idraulica, appunto per il problema delle acque meteoriche e la pioggia. Quando qualcuno dice due colli di piova si allega tutto, sono fesserie, perché ormai le precipitazioni quando arrivano purtroppo sono molto importanti e i sistemi, diciamo, delle acque nere, le acque bianche, non ce la fanno più a sostenere tutto, quindi è importante che ci siano questi lavori. Ricorderete che è stato l'anno scorso, più o meno, comunque molti mesi fa, sempre Veritas aveva fatto un intervento sempre qua all'incrocio, dove hanno fatto una grande, diciamo, una grande vasca che in realtà è uno sfioratore, appunto per evitare che le acque meteoriche, diciamo, potessero uscire in pratica. Come se ricorderete anche a Ridotto Madonna prima c'era ogni 3 minuti un allagamento, invece è molto tempo sono stati fatti anche lì interventi molto importanti, eccetera. Quindi questo è un altro tassello. Questo qui non è ancora il collegamento finito del famoso megatubo, perché deve essere ancora finita, diciamo, il lavoro di collegamento che c'è verso il Gran Sostanco. Speriamo che lo concludano presto, però intanto c'è questo pezzettino, appunto, che questo è l'inizio dei lavori, questo è il cantiere praticamente, che va poi a collegarsi con il resto, arriverà poi in fondo con sul Brenta in pratica, e quindi passo per passo. Quindi ricordiamo, quindi sollecitiamo le amministrazioni, in particolare la nostra amministrazione, il sindaco Mauro Armerao, che quando si deve decidere si decida e non prorogare, perché prorogare vuol dire allungare i tempi. Pensate quindi che questo intervento nasce da oltre 15 anni fa e non siamo ancora finiti, ecco, per dire. Questo è tutto, ciao, grazie dell'attenzione.
L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Questa mattina al Palazzo Comunale in Sala Consiliare si è tenuto un incontro a beneficio di uno specifico settore di professionalità, organizzato in collaborazione con la Regione Veneto, che ha visto un importante afflusso di tecnici, architetti, urbanisti, amministratori anche di altre località e appartenenti agli uffici comunali. A mediare il consigliere regionale Marco Dolfin, per l'amministrazione comunale Massimiliano Tiozzo, assessore in ambito urbanistico, per la Regione Veneto Silvia Rizzotto, presidente della seconda commissione in Regione Veneto di cui fa parte lo stesso Dolfin, e il direttore della direzione pianificazione territoriale Salvina Sist. Mancavano, seppur annunciate le loro presenze, il sindaco Armelau e l'assessore regionale all'urbanistica Corazzari, a causa di impegni istituzionali imprevisti. Per Armelau un ulteriore incontro con il prefetto. L'input che ha dato il via all'incontro condiviso con la Regione è il voler semplificare, attuando nel contempo un meccanismo partecipativo, perseguendo l'obiettivo di racchiudere la galassia di leggi, norme e commi in tema urbanistico in un testo unico in materia governo del territorio e salvaguardia del paesaggio. Si è trattato di un incontro itinerante, questo che si è svolto a Chioggia il 10, per dare un'informazione capillare ai diretti interessati, agli enti locali, alle associazioni di categoria e ai professionisti. La volontà è rendere il più semplice possibile la consultazione delle leggi, in modo da velocizzare i vari procedimenti e rendere il tutto più trasparente, anche all'interno degli stessi uffici degli enti locali, dove gli addetti, spesso sotto organico, non hanno neppure il tempo di fare propria una norma che già si deve pensare alla versione successiva. Le varianti alle norme dovrebbero essere più stabili, dando il tempo per capirle, metterle in pratica, valutarne le criticità e poi eventualmente migliorarle. Si vuole rendere più fruibile la fluidità messa in campo dal PAT, in modo che lo stesso ente possa dare risposte più veloci ai cittadini, e la Regione si sta attivando in modo che tutti i comuni possano finalmente aderire per essere poi tutti sullo stesso piano. Si è specificato che non si tratta di un testo innovativo questo presentato, non ci sono leggi che vanno a riformare quanto già è stato pubblicato, non c'è nulla di nuovo. Si tratta solo di una semplice mera raccolta, frutto del lavoro interno della direzione, che si chiede agli interessati di controllare dando un eventuale contributo o apportando approfondimenti o osservazioni. Il convegno si è poi sviluppato trattando ambiti specifici quali il consumo del suolo, la pianificazione, i monitoraggi, le tolleranze, il recupero dei sottotetti, la tutela del territorio agricolo, i vincoli, la necessità di aree verdi sostenibili economicamente in fase di manutenzione e altro, ma in conclusione si è voluta sottolineare l'importanza che ci sia una partecipazione da parte degli addetti ai lavori per apportare delle migliorie a questo testo che si vorrebbe completato e approvato entro il 2024. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Ieri abbiamo avuto l'opportunità di documentare un progetto di rinnovamento che sta prendendo vita nella meravigliosa città di Venezia. Questo ambizioso progetto si concentra sulla sostituzione e sulla messa in sicurezza delle condotte dell'acquedotto a Piazzale Roma, un'area cruciale per l'approvvigionamento idrico di tutta la città. Grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro, con il supporto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l'inizio dei lavori è iniziato appunto a settembre 2023 e c'è una previsione di conclusione entro dicembre 2024. Questo progetto è di fondamentale importanza per Venezia, ma non solo per Venezia, poiché mira a sostituire le condotte principali installate all'inizio del Novecento e realizzate principalmente in ghisa e acciaio calcestruzzo.
Queste tubazioni sono responsabili dell'approvvigionamento idrico del centro storico di Venezia e la loro manutenzione è di vitale importanza per evitare disservizi idrici in città. La rottura di queste condotte potrebbe causare gravi disagi a tutti i cittadini. Il progetto prevede la sostituzione di complessivi 1040 metri di condotte concentrati soprattutto nel tratto tra la centrale idrica di Sant'Andrea e il nodo di smistamento di Piazzale Roma. Si ripropone anche quest'anno l'iniziativa Puliamo il Mondo, iniziativa di Legambiente a cui aderisce il Comune di Chioggia in collaborazione con Veritas e il Centro di Educazione Ambientale. L'iniziativa è diventata ormai una tradizione. Dal 1993 Legambiente propone appuntamenti in tutta Italia per ripulire aree poco attenzionate. La parola d'ordine quest'anno sarà per un clima di pace. A Chioggia, venerdì 22 settembre, la pulizia riguarderà un tratto di spiaggia libera sottomarina e parteciperà una rappresentanza degli studenti e degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Chioggia 2 Media Pascoli. Secondo Serena De Perini, assessore all'ambiente del Comune di Chioggia, si tratta di una bellissima iniziativa, ancora più significativo che coinvolga gli studenti del territorio. Loro sono il futuro ed alimentare in loro la consapevolezza del nostro ambiente è qualcosa di veramente importante. Un ringraziamento al Centro di Educazione Ambientale, sempre attivo ed attento alle tematiche ambientali, e a Veritas, che supporta di buon grado le iniziative sul tema che vengono organizzate in città. Venerdì 22 settembre 2 guide del Centro di Educazione Ambientale incontreranno le classi alle 9 in zona Diga per guidarle nelle attività di pulizia del tratto scelto e per dare loro alcune informazioni sul nostro delicato ecosistema e su come preservarlo. Veritas fornirà i guanti e i sacchi per la raccolta. L'iniziativa di Legambiente è rivolta solo agli studenti, tutti gli altri sono invitati alle iniziative che si terranno in altre zone del territorio domenica 24 la mattina. Progetto Laguna Pulita si rivolgerà alle zone dell'Arzerone, via terra e via acqua, grazie alle imbarcazioni dei vongolari che hanno voluto l'intervento di pulizia e che si prefiggono di ripeterlo a cadenze frequenti. Amico giardiniere invece si attiverà a Caromanna. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo alla 7ª edizione della maratona di lettura inserita nel contesto regionale Il Veneto Legge e numerosi sono gli appuntamenti che si terranno nelle giornate 27, 28 e 29 settembre, giornata di chiusura della manifestazione. Elena Zennaro, assessore alla cultura del Comune di Chioggia, ha affermato che essendo Chioggia città che legge, la considerevole partecipazione di quest'anno onora questo prestigioso titolo. Ringrazia tutte le associazioni, le scuole e l'ULS che hanno voluto dare il proprio contributo a questa importante iniziativa e che spingono a realizzare ulteriori collaborazioni. Il tema che guiderà le letture di quest'anno è la letteratura di fiume. Il Veneto è una regione che intorno ai suoi corsi d'acqua ha costruito floride economie e la maratona di lettura approfondirà il tema. Il programma è stato realizzato con la regia dell'assessorato alla cultura e del servizio biblioteca grazie alla creatività e all'impegno del tavolo di coordinamento del patto di lettura Città di Chioggia. Importante anche la collaborazione dell'ULS Tre Serenissima e quella di tutte le associazioni del territorio che si sono impegnate per portare il proprio contributo. Da sottolineare anche le istituzioni scolastiche aderenti alla maratona che organizzano momenti ed eventi di lettura rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, non solo all'interno dei plessi ma anche in open air. La giornata di mercoledì 27 sarà organizzata dall'Università Popolare partendo dal Sagraeto, quella di giovedì 28 a Corte Salasco organizzata dall'Associazione Culturale Filistina parlerà dell'Adige, ma la maratona
vera e propria si terrà venerdì 29 settembre. Parteciperanno le scuole, la biblioteca di Chioggia, quella di Sant'Anna, l'Università Popolare, il Centro Formazione Danza e la Ceccheteria Danino Fisolo. Gli eventi sono tutti gratuiti. Al Buffet potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli €13 fino al 3 ottobre. Buffet ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Buffet, al Parco Commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.